Ma vi altri sapete cosa che sono le mariegole? Ciao sorelle, ciao fratelli! Oggi vi spiego cosa sono le mariegole per il nostro mestiere. Semplificando, le mariegole sono una sorta di regolamenti di arti e mestieri. Per quanto riguarda la gondola, la divisione in mariegole è addirittura pluricentenaria ed è conservata in archivio del Comune di Venezia. Come vi spiegavo nel reel precedente, ci sono 10 stazi di gondole che noi chiamiamo traghetti. Ci sono delle aree di competenza per ogni stazio. Queste aree di competenza geografica dove i vari stazi posizionano le proprie gondole si chiamano mariegole. Provate a immaginare Venezia divisa in 10 sezioni in base ai traghetti di competenza. Pensate che questa divisione è talmente intricata che talvolta sullo stesso ponte da un lato ci sono le gondole che appartengono a un traghetto, quindi ad una mariegola. Dall'altro lato del ponte ci sono delle altre gondole che appartengono a un'altra mariegola, proprio perché questo ponte fa da divisorio tra i due traghetti. Quindi sta fermo che questa mariegola è nostra.